Siamo con l'assessore regionale Corazzari e assessore con delega alla pesca a parlare nuovamente di granchi blu. Oggi ci sarà un'importante riunione con il ministro Lollobrigida, però in questo momento cosa si può dire? Beh, innanzitutto dobbiamo segnalare come importante questa presenza tempestiva da parte del Ministro, che ieri è stato nel Delta del Po, oggi è qua a Chioggia per rappresentare una vicinanza e anche una volontà di intervento e di fare squadra tra istituzioni a sostegno dei nostri pescatori. Già nel prossimo Consiglio dei Ministri ci sarà un provvedimento con delle risorse che vanno a sostenere i costi che sopportano i nostri pescatori per il prelievo e lo smaltimento di questo granchio. Occorre oggi fare una grande alleanza con i pescatori per aiutarli e metterli nelle condizioni di eradicare, di prelevare in modo più intenso possibile questa specie che tanto danno fa alle produzioni della molluschicoltura e anche alla pesca. Sì, perché la questione ristori non è sufficiente, i ristori si possono anche dare, però i granchi continuano a proliferare, serve qualche strumento forse più immediato per la loro cattura, per la loro vendita, per il loro smaltimento, in modo da poterli togliere il più possibile dall'acqua. Diciamo che solo con una grande alleanza con i nostri pescatori, che sono coloro che vivono il mare, vivono la laguna, noi possiamo incidere in modo importante sulla diffusione e la popolazione di questo granchio. Dobbiamo però mettere i pescatori nelle condizioni di poterli pescare in modo efficace. Noi come Regione del Veneto abbiamo già attivato delle deroghe dando la possibilità ai pescatori di utilizzare degli strumenti di prelievo particolari, speciali, specifici, e questo deve essere fatto sia nelle acque interne, cioè nelle nostre lagune, ma occorre anche ragionare in un intervento nella fascia costiera, nelle famose 3 miglia, dove si possa andare anche lì a intervenire.